Come facciamo a creare nei Sassi, nelle tre direttrici, da via Fiorentini, da via Bruno Bozzi e da via D'Addozio, i percorsi che i turisti vogliono, dove ci devono stare? Le botteghe artigiane, quelle che sono borderline fra l'artigianato artistico e gli artisti, produzioni locali, non i sassi sotto vetro con la neve che voi li alzate, vedete, made in Taiwan, ma roba da pazzi. Noi vogliamo cose che i turisti possono riportare via con un ricordo buono della nostra città, perché devono camminare e devono essere felici di vedere tanti negozi, tanti servizi. Ma lì giù c'è un giornalaio, potete andare a chiedere quante copie di giornali vende, non ne vende. E come deve fare questo giornale ad andare avanti? Non le vende perché in Italia, nei Sassi, non si crea la mobilità pedestre, la gente non cammina, la gente non arriva. Ecco perché dobbiamo creare condizioni per far diventare anche quello un bene economico, un bene di tutti, un bene che deve servire ai cittadini, che deve servire a risolvere i problemi di questa città. Io devo correre perché non posso parlare degli anziani, dei giovani, non posso parlare delle donne. Uno fa le prove, vediamo quanto tempo devo stare, però poi anche le prove si sbagliano. Beh, un pensiero per i miei cari giovani. La città è nelle vostre mani. Voi potete essere i primi, i più veloci a cambiare perché non avete debiti, non avete condizionamenti, dovete essere liberi. E noi vogliamo essere una città libera. Noi dobbiamo immaginare come tutto questo si può fare. Ma voi pensate, e mi fermo per non raccontarvi le altre cose, se no le facciamo veramente le 11, sapete come si realizzano questi sistemi di innovazione di servizi? Non con i fondi pubblici, lo dico in italiano, si chiamano progetti di finanza. Sapete che vuol dire progetto di finanza? Che chi ha un bel progetto lo presenta e mette in questo progetto un bene che non è suo, che è del comune, e quindi partecipa a una gara e vince questa gara. La finanza, cioè le banche, possono finanziare quel progetto perché si fa un contratto dove l'investimento per costruire un parcheggio, un centro di quartiere, un centro servizi, un centro per gli anziani, siccome ha una sua redditività, si stabilisce la quota che deve ritornare come capitale anticipato e la quota che deve servire al gestore, cioè colui che ha l'idea. È una cosa semplice, non si fa. Sapete cosa si fa a Matera? Si progettano i parchi, milioni di euro di parchi, teniamo parchi ovunque, tutti devastati, perché c'è l'interesse a fare il progetto, c'è l'interesse a finire l'opera, si consegna l'opera, ma non c'è il gestore che darebbe posti di lavoro, che darebbe economia. No, non c'è il gestore. E dopo una settimana spariscono i bagni, spariscono le porte, spariscono le finestre e diventa un'altra testimonianza di inciviltà e di incapacità amministrativa della città. Non vogliamo più queste cose, noi vogliamo investimenti che devono essere gestiti, perché se non c'è la gestione l'opera viene distrutta. Pensate che sia una cosa difficile? Chiamate i miei competitor, fateli queste domande, non vi sapranno rispondere, diranno che queste sono promesse. Ma loro cosa promettono? Loro promettono solo chiacchiere, loro hanno una idea terribile, perché quello che sento dire al mio più grande competitor, che io lo vorrei prendere per i capelli ma non ci riesco perché forse dice delle cose terribili, dice che per risolvere i problemi di questa città c'è solo un metodo, la politica di sistema, la filiera, cioè ve la traduco facilmente, perché questa città possa avere ancora una speranza deve entrare in un sistema politico dove il comune, la provincia, gli enti, tutti, tanti enti che non so che cosa fanno dalla mattina alla sera, e la regione devono essere tutti quanti figli della stessa mamma, cioè tutti dello stesso potere politico, perché se no Matera verrà penalizzata. Noi ti faremo una faccia tanta, te la faremo. Noi non abbiamo nessun interesse a essere sottomessi,
Non vogliamo i contentini, abbiamo cervelli, coraggio, uomini, donne libere che possono mettere in piedi le soluzioni di questa città, non per andare a confliggere, non per andare a fare una battaglia, non perché ci deve essere uno scontro fisico, solo per far valere i nostri diritti. E questa battaglia noi l'abbiamo iniziata 2 anni fa, quando in questa logica noi avevamo proposto il sistema civico perché questo sistema dei partiti finisse. Eravamo a un pelo, siamo arrivati ad avere il 50% di quel 100% che ha vinto le passate elezioni. Ci hanno distrutto pure questo sogno, perché è facile accordarsi fra politici, è facile ritrovarsi sotto l'inaugurazione di una fontana e fare accordi di sistema. Non ci interessano le mani mosce, noi abbiamo le mani libere, aperte e oneste, e chi si permette di ironizzare sull'onestà delle persone stia molto attento, perché su di lui si ironizza già da tempo per la incapacità politica di un'occasione unica che si poteva realizzare in questa città per cambiarla, e invece è stata affondata peggio di prima, perché questi 20 anni di miseria noi la vogliamo far finire, perché le persone libere, le persone come voi, coloro che sanno cosa vuol dire lavorare, vogliono dire basta a questa logica di sistema. E se noi vogliamo dire basta a questa logica di sistema, abbiamo una grande occasione, una grandissima occasione. Però io devo essere onesto, vi devo dire qual è la mia ansia. Io incontro centinaia di persone, tutte che mi dicono ti voto, bravo Angelo, grazie che hai fatto questa scelta, io sono con te. 100 persone qua su 100 che dicono che mi votano, roba da pazzi. Sarà pure vero per il 50%. Siamo qua per vincere. Però credetemi, io non vi chiedo di essere felici di darmi un voto. Io voglio essere votato in modo completo. Cioè, se volete votarmi, votate me, ma votate anche qualcuno giovane, donna, uomo, esperto, non esperto, preso, coinvolto, staccato dalla mala politica che è con noi, ma votate non solo il sindaco, votate un candidato che è nelle mie liste. Perché se questo non avviene, voi siete corresponsabili, anzi, siete ancora più corresponsabili, perché vuol dire che non avete le idee chiare, non avete la schiena dritta, ma siete purtroppo vittime del condizionamento. Perché che fate? Credete in un sindaco e lo votate, ma poi contemporaneamente votate uno che vi viene richiesto per raccomandazione, perché in questi giorni vi telefonano, vi condizionano, vi ricattano, vi dicono cosa vi hanno fatto nel passato. Sorridete a queste persone, pigliateli per i fondelli. Ma quando andate nell'urna ricordatevi che se volete che questo sogno in una città diversa, nuova, moderna, dinamica, creativa vada avanti, è importante votare non solo un sindaco che ci metta la faccia e non ha nessun interesse, zero, chi mi conosce lo sa come sono, non ho mai voluto un contributo pubblico perché la mia idea è quella di essere sempre libero e non ricattabile. Chiedete al candidato a Duce, il giorno in cui dovesse essere sindaco, come farà a formare la giunta, chi gli indicherà gli assessori, come farà a passare una delibera, perché quell'assessore, se non riceve un ordine da Potenza o da Roma, non vota a favore, e se vota a favore lo fa perché in cambio è un'altra cosa. Noi non vogliamo questo sistema, noi vogliamo essere liberi anche di sbagliare, e se sbagliamo ci prendiamo le responsabilità, non che diciamo è colpa dei partiti, perché i partiti sono loro. E allora, se abbiamo questa grande occasione, l'unica, sola, esclusiva richiesta che vi faccio, e solo questa sarà: votate me, ma votate gli uomini delle mie liste, perché sennò siete i primi voi stessi a tradire voi, me e l'intera città. Grazie. Ciao Matera, a presto!